Ci troviamo nel centro di Cortina, in Corso Italia, al quarto piano della cooperativa. Siamo nella zona probabilmente, anzi sicuramente più centrale del paese. Il progetto nasce da una volontà della proprietà e della cooperativa in sé di portare questo spazio nuovo sfruttando delle zone che inizialmente erano destinate a magazzini o comunque depositi e di creare questo spazio comune per i clienti della cooperativa ma anche per i clienti di tutto il paese, per gli avventori. È stato un lavoro che è stato ultimato verso la metà di gennaio, l'apertura è stata fatta il 17 di febbraio con un gran successo da parte di tutto il team e anche da parte di tutto il paese, che insomma comunque abbiamo avuto un bel riscontro di persone, di passaggi. Il progetto è gestito da Graziano Prest, che è chef stellato e anche titolare del ristorante Tivoli qui a Cortina. Abbiamo deciso di portare un progetto un po' nuovo, un'innovazione diciamo per quello che c'è qui, dedicato magari a una zona di bistrò, dove si possono fare dei pranzi veloci, anche una cena molto carina nella parte superiore del rooftop, dove abbiamo circa una ventina di coperti. La cucina è veloce ma anche curata, un'idea un po' innovativa come dicevo prima, ma senza dimenticare anche un po' la tradizione che c'è qui appunto su qualche piatto che proponiamo. Insomma, poi vi inviterei a visitare il nostro sito appunto per scoprire il menù. Ci sono sempre delle proposte nuove del giorno, facciamo piatti di pesce, piatti di carne, insalate, facciamo una buona parte di snack, e poi invece la mattina la parte molto importante è data dalla pasticceria, una partnership che ha creata con Luigi Biasetto di Padova, che ci fornisce appunto tutta la parte di mignon, macaron, monoporzioni, torte intere, la pasticceria secca, invece la parte di salato, quindi dai tramezzini alle focacce, alle nuvole del giorno, le chiamiamo così, che sono delle focacce ripiene prodotte da noi, viene appunto autoprodotta e servita durante tutto l'arco della giornata.